Sono Andrea Listuzzi, il capitano della squadra di Pavia Amatori Calcio a 11, gioco centrale dietro e all'occorrenza poi insomma il mister mi mette dove serve. Ho un agriturismo qui a Pavia di Udine e diciamo che il calcio insomma dai, è la mia passione fin da piccolo, quindi non ne ho altre, dai. Hai avuto precedenti esperienze in campo dilettantistico? Sì, fino a 2 anni fa ho giocato in categoria, insomma quando ero più giovane ero in eccellenza e per andare fuori quota. Dopo pian piano insomma ho aumentato il lavoro, ovviamente ho iniziato a scendere le categorie, il tempo era sempre meno finché quest'anno siamo partiti con questa esperienza degli amatori. Qual è stato il tuo primo ruolo quando hai cominciato a giocare a calcio? Ma centrale dietro, sempre di difesa. Sei in una partita decisiva. Puoi fare un gol o realizzare un assist e far vincere la classifica marcatori a un tuo compagno di squadra. Cosa scegli? Guarda, l'importante è vincere la partita, quindi se segno io o segno il mio compagno magari vince un altro premio, preferisco fargli un assist. Che tipo di giocatore sei? Ma diciamo appunto sull'aggressività, sicuramente il fisico mi aiuta e insomma dai, un po' di esperienza ce l'abbiamo. Quali obiettivi ti sei posto per questa stagione? Questa stagione dai, la squadra è buona, speriamo di fare bene, oggi è una partita importante, quindi insomma anche con il risultato di oggi si potrà definire insomma un possibile futuro di questo campionato.